una partita totalmente diversa da quella casalinga con Marineo e al cospetto di una squadra molto forte, quindi sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi e in tutte e due le fasi. Hanno fatto bene, hanno avuto l'atteggiamento, l'aggressività che piace a me. Certo, il problema del gol c'è, non posso dire che hai torto perché il problema del gol c'è, ci stiamo lavorando, chiaramente gli attaccanti per primi ne soffrono di questa cosa, però non è un problema decisivo, l'importante è che la squadra abbia l'equilibrio giusto per affrontare il campionato, per il resto troveremo le soluzioni per fare qualche gol in più perché in effetti ce n'è bisogno. Giustamente la fiducia arriva solo con i gol, però per trovare i gol bisogna avere la cattiveria, ci sono state delle situazioni molto interessanti che se fossero state accompagnate da una cattiveria giusta sarebbero state dei gol. Loro hanno tutta la mia fiducia, sia Terranova che Ganci e Vassallo, per cui devono stare molto tranquilli che i gol arriveranno. È chiaro che se siamo un po' più cattivi e ci crediamo per primi noi, arriveranno prima. Mi sono piaciuti Mannino e Ganci, hanno dato una scossa emotiva sia alla squadra sia ai ragazzi che poi sono subentrati, perché si va capendo che tutti siamo importanti, che tutti possiamo giocare e che nessuno è tagliato fuori nella mia rosa, quindi in allenamento devono essere pronti perché da un momento all'altro tocca a loro. Oggi è toccato a Ganci e Mannino e sono veramente molto soddisfatto di come hanno risposto. Non dimentichiamo che avevamo 5 under in campo. Queste sono le partite più facili da preparare perché il Pro Favara è una squadra fortissima, accreditata a vincere il campionato. Noi andiamo là a giocare la nostra partita, a pesare il nostro valore con grande tranquillità, sapendo che i favori del pronostico stanno tutti dalla loro parte. Nell'arco dei 90 minuti penso che il risultato di pareggio sia il risultato corretto. Sembrava una sfida Davide contro Golia, bastava guardare gli organici e i giocatori blasonati e di categorie superiori che annoverava lo Sciacca contro un Castellammare che ha schierato sin dall'inizio 5 under, per cui dico, sembrava una sfida impari. L'inizio della partita lo Sciacca è partita scombattuto, poi noi abbiamo preso le misure e devo dire che nel secondo tempo la squadra è anche uscita bene. È la classica partita che potevamo vincere e potevamo perdere, perché abbiamo avuto anche noi le nostre brave occasioni. Alla fine va bene il punto, in queste partite è meglio sempre non perdere e muovere la classifica. Dispiace non aver potuto approfittare di alcune occasioni per battere questo organico così importante qual è lo Sciacca e raggiungere la vittoria casalinga, però per non di meno, ripeto, il nostro obiettivo è la salvezza, quindi è importante muovere sempre la classifica. Poi nel percorso di crescita devo dire che oggi la squadra ha dimostrato grande compattezza, ha giocato con grinta, con ardore agonistico, ha giocato devo dire alla pari contro lo Sciacca perché non ho visto nessuna supremazia territoriale particolare, magari un passesso di palla maggiore dello Sciacca, ma non ricordo grandissime parate del nostro portiere, quindi alla fine dei 90 minuti accettiamo di buon grado il pareggio. Secondo me Concialdi andava espulso prima perché aveva fatto un fallo analogo a quello per cui ha avuto la seconda ammonizione, quindi poteva andare fuori prima e a quel punto, avendo più tempo a disposizione, potevamo anche insidiare maggiormente la portata dello Sciacca. La posta era in palio molto alta, noi venivamo dalla sconfitta di Casteldacce e volevamo ripartire per raggiungere il nostro obiettivo. Lo Sciacca aveva cambiato in settimana l'allenatore e voleva, appunto, dopo la sconfitta interna con l'Atletico di Palermo, ha cercato di ottenere la posta in palio piena, però quando due squadre vogliono vincere alla fine poi ne viene fuori un pareggio che secondo me è il risultato corretto, ci consente di raggiungere quota 6 come ho detto e rispetto a quelle che sono le nostre ambizioni di classifica devo dire che siamo assolutamente in linea con i programmi. Ora arrivano le sfide difficili, quasi proibitive, domenica andiamo a Favara e quindi cercheremo di onorare l'impegno sapendo di trovare davanti una vera e propria corazzata.